Oggi andremo alla scoperta di un ex istituto pediatrico per i bambini malati di tubercolosi a Col Perer. L'inizio di tutto è nel 1880. A Col Perer viene costruita una caserma in grado di ospitare molti soldati in caso di guerra. Passò poi al demanio che ci collocò un custode, il quale intorno al 1934 lo ritrasformò in un luogo di ristoro per montanari e turisti, almeno fino al 1934, quando i dottori Borgarini e Riva lo riconvertirono in colonia sanatorio per bambini malati di tubercolosi e bisognosi di cure e di aria fresca di montagna. Molte sono le testimonianze di quegli anni. Un uomo così ci racconta che era un istituto pediatrico per bambini malati di tubercolosi con un'età che variava da 1 anno a 20 anni. Era gestito da suore, c'era un medico e le maestre, poi c'erano gli inservienti, un giardiniere e un prete che faceva la messa la domenica mattina. Purtroppo le testimonianze raccontano che quelli non furono anni felici, non solo perché ammalati, ma perché, sembra, le suore infliggessero torture psicologiche ai propri pazienti. Una signora che fu ricoverata lì fra il 1966 e 67 racconta che, quando arrivati, venivano completamente rasati i capelli, messi in quarantena e i poveri bambini, quelli più piccoli di 2-3 anni che piangevano, invece che essere consolati dalle suore, venivano strattonati, percossi e minacciati di non piangere. Finita la quarantena, le cose non miglioravano e le violenze psicologiche erano all'ordine del giorno. Per fortuna il sanatorio venne chiuso nel 1983 e riconvertito come colonia estiva. Ora è abbandonato da circa il 1994.